Parliamo di questa mostra su Pirandello qui alla Lucchesiana. Devo subito dire che il titolo del convegno della mostra è Luigi Pirandello, la biblioteca di Monsignor Boccamazza. Perché abbiamo dato questo titolo? Perché nel romanzo Il fu Mattia Pascal lui ambienta il personaggio in questa biblioteca e dà un nome al fondatore, Boccamazza, e per questo abbiamo ripreso il titolo. E questa iniziativa è stata voluta, patrocinata dal Parco Archeologico, quindi in collaborazione con la Biblioteca Lucchesiana, l'artefice sia del convegno come anche della mostra, quindi la raccolta dei documenti, dei testi che sono esposti, è stato l'artefice la dottoressa Cristina Iacono, al quale ufficialmente devo esprimere la mia immensa gratitudine. E questa è un'iniziativa di grande importanza, di grande livello, perché fa vedere il legame e il rapporto che Pirandello ha avuto con la biblioteca lucchesiana, cioè non è stata una cosa di secondaria importanza, ma questa istituzione, questa biblioteca è rimasta nella memoria di Pirandello, tanto che lui ne parla sia nel fu Mattia Pascal come anche nei vecchi e giovani. Abbiamo cercato di portare ad Agrigento le lettere di Luigi Pirandello al Monaci, una delle quali è molto importante perché Pirandello viene alla Lucchesiana e scrivendo al Monaci elenca tutti i manoscritti che lui ha consultato e ha visionato in questa biblioteca. E proprio oggi mettiamo esposti queste lettere e tutti i volumi, i manoscritti che Pirandello ha visionato a partire dal Sallustio, che Pirandello definisce un Sallustio bellissimo. E poi ci sono anche altri libri molto importanti, altre opere molto importanti che Pirandello ha consultato e che ha portato insomma alla conoscenza e che porteremo noi alla conoscenza di tutti i visitatori che verranno a visionare questa mostra. In questo percorso espositivo ha trovato posto i vecchi e giovani, un manoscritto di Luigi Pirandello che appartiene al fondo storico della Biblioteca Museo Luigi Pirandello, ed è proprio nei vecchi e giovani che Pirandello parla dei manoscritti arabi, e quindi a corredo di questo manoscritto abbiamo esposto anche dei manoscritti arabi. Quanto è importante questa mostra oggi qui alla Lucchesiana? È importantissima perché consente di ricostruire tutto un tessuto che noi non conoscevamo del rapporto fra ciò che c'è nella biblioteca, i codici arabi e così via, e ciò che Pirandello poi riversa nella scrittura dei vecchi e giovani, come anche e soprattutto del fu Mattia Pascal. Poi, senta, trovarsi qui in questa Lucchesiana è qualcosa di Quanto magico. è attuale il pensiero di Pirandello oggi? Tant'è vero che anche il Ministero ha riportato un suo pensiero negli ultimi esami di Stato, no? Pirandello è un genio assoluto del Novecento e non solo italiano, e quindi come tutti i geni ha la capacità di prefigurare il futuro, quindi le malversazioni del potere tecnologico, ma anche purtroppo, mi perdoni la battuta, ha avuto anche il pregio di comprendere che cosa possa essere l'autonomia differenziata. I vecchi e giovani sono un romanzo profondamente meridionalista che mette il dito sulle piaghe, ecco, del meridione. Pirandello avrebbe dovuto lavorare su questi codici arabi e su tutti questi volumi che sono stati qui raccolti di straordinaria importanza, Cicerone, Sallustio, eccetera, per incarico del suo professore Monaci, di cui ci sono qui le lettere per la prima volta esposte. Il problema era che Pirandello era, oltre ad essere un genio, era un superbo bugiardo, e quindi inventava tutte le scuse per non adempiere al compito che Monaci gli aveva dato, che era quello di studiare a fondo questi testi e dirgliene, relazionargliene.
Grazie.